Buongiorno e benvenuti a TG Sicilia, ai titoli del nostro telegiornale. Rivolta nel carcere di Trapani, una ventina di detenuti asserragliati con le brande di ferro distruggono un intero piano della struttura di detenzione. Volevano stare fuori dalle celle oltre l'orario consentito. Racket al cimitero di Gela, raid punitivo contro un commerciante di fiori che non voleva pagare il pizzo al clan della Stid, 5 arresti. Approdi per i mega yacht, ristoranti sul mare e un centro convegni. Il porto di Palermo cambia volto, inaugurato il nuovo molo trapezoidale, destinazione del turismo crocieristico. In Sicilia nei primi mesi di quest'anno sono già 7 i femminicidi. I carabinieri invitano le donne a denunciare per non restare vittime di mariti e compagni violenti. A Catania emergenza sfratti aumentati del 263%. La crisi mette alle strette le famiglie in affitto, che cresce il numero di coloro che non riescono più a pagare il canone. Chiusa da 40 anni e riaperta in occasione delle giornate del FAI. Con le nostre telecamere vi mostreremo il collegio dei Gesuiti di Siracusa, il più grande edificio barocco della città. Calcio, il Catania di Tabiani prepara la sfida alla Juve Stabia, a Castellammare trasferta vietata ai tifosi rossoazzurri. Ancora buongiorno e benvenuti a questa edizione di TG Sicilia. Apriamo con la rivolta all'interno del carcere di Trapani. Una ventina di detenuti che pretendevano di uscire dalle celle per girare liberamente hanno sfondato i cancelli usando le brande di ferro e occupato un intero piano della struttura. Il sindacato della polizia penitenziaria denuncia il sistema carcerario è in mano ai detenuti. Emanuela Corsi. Violenta rivolta nel carcere Pietro Cerulli di Trapani. Per 8 ore 17 detenuti della sezione Tirreno, quella in cui sono ristretti i responsabili di atti violenti e aggressioni, hanno occupato un intero piano del penitenziario con la pretesa di uscire dalle celle e girare liberamente per la struttura. La sommossa è scattata dopo il divieto imposto dal personale di polizia. Per tutta risposta i rivoltosi hanno prima sfondato i cancelli delle celle usando le brande di ferro e poi si sono asserragliati in un'area del carcere. Per impedire l'intervento degli agenti hanno cosparso di olio il corridoio, hanno distrutto alcuni tavolini di legno e usato i piedi come armi. Infine sono riusciti anche ad entrare in possesso di alcune bombolette di gas da usare contro la polizia penitenziaria. Violenze e tensioni sono andate avanti fino alle 2 di notte, quando grazie all'opera di mediazione del direttore delle forze dell'ordine gli animi si sono placati. I detenuti, per lo più catanesi, già in passato si erano macchiati di azioni violente contro la polizia penitenziaria. Detenuti che non si vogliono reinserire nella società, che continuano a macchiarsi di reati all'interno del carcere, devono essere rinchiusi in sezioni speciali con un trattamento penitenziario speciale. Non ho disdegnato di dire che le carceri sono in mano ai delinquenti, perché grazie a un certo buonismo e una certa scuola di pensiero che per ogni azione che noi dobbiamo fare, ieri sera non siamo potuti intervenire con scudi e manganelli perché probabilmente poi qualcuno si sarebbe svegliato e ci avrebbe accusato di essere dei torturatori. Il sindacato chiede una modifica dell'articolo 613 bis del codice penale in caso di rivolte. Ci siamo bloccati perché probabilmente c'è qualche vulnus legislativo che non ci consente di usare la forza come accade le altre forze di polizia quando sono in servizi di ordine pubblico negli stadi o nelle piazze. Sullo sfondo c'è la grave carenza di organico, così come nel resto d'Italia. Nella casa circondariale Pietro Cerulli, dove sono detenute circa 560 persone, ci sono soltanto 80 agenti penitenziari in servizio che operano su 4 turni. A Gela, il titolare di una rivendita di fiori nella zona del cimitero Farello pestato con i suoi familiari. Il raid punitivo contro il commerciante che non voleva pagare il pizzo al clan della Stid. Sono 5 gli arresti. Ce ne parla Gerry Italia. Se vuoi continuare a vendere i fiori devi pagare. C'è l'ombra del racket dietro la violenta aggressione subita mesi fa dal titolare di una rivendita di fiori che si trova nel perimetro esterno del cimitero Farello di Gela. Per quell'aggressione e per le minacce subite dal fiorista, i poliziotti della mobile di Caltanissetta e quelli del commissariato di Gela, coordinati dai PM della DD Anissena, hanno eseguito la scorsa notte 5 provvedimenti di custodia cautelare in carcere. Gli indagati sono accusati di aver inizialmente minacciato l'esercente affinché mettesse a posto la sua attività. Avrebbe dovuto pagare in
insomma, per continuare a lavorare serenamente. Tutto sarebbe iniziato alcuni mesi prima, quando il fioraio sarebbe stato avvicinato da un uomo, il quale insieme ad altri soggetti ritenuti appartenenti alla consorteria mafiosa della STID gelese avrebbe avanzato alcune richieste estorsive che avrebbero creato vantaggi alla sua attività commerciale, attiva anch'essa nel settore della vendita dei fiori. Da quel momento la vittima avrebbe subito una serie di atti intimidatori culminati dopo qualche mese in una vera e propria spedizione punitiva, concretizzatasi nel pestaggio dell'imprenditore e di alcuni suoi familiari, alcuni dei quali avrebbero riportato gravi conseguenze fisiche. Nel corso dell'aggressione, che sarebbe avvenuta proprio all'interno dell'attività commerciale della vittima, uno degli indagati, presentandosi come figlio di un boss mafioso, avrebbe richiesto il pagamento mensile di una consistente somma come presupposto per poter proseguire l'attività di commercio dei fiori. Stanco delle minacce, lo scorso febbraio l'uomo ha deciso di denunciare e da lì sono partite le indagini che oggi hanno portato agli arresti. Tutti e 5 gli indagati dovranno rispondere di tentata estorsione e di lesioni gravi. E adesso andiamo a Palermo, dove il porto cambia volto. Si inaugura il Molo Trapezoidale, uno spazio rigenerato con ristoranti, punti di attracco per yacht e navi da crociera. Oggi pomeriggio ad inaugurarlo ci sarà il presidente Mattarella. Ce ne parla Marco Gullà. Dal luogo squalificato e dismesso a porta d'ingresso per il turismo crocieristico, il porto di Palermo si prepara ad abbracciare la città, a ricongiungersi con i palermitani e lo fa inaugurando un'opera tra le più significative per la rinascita del porto, il cosiddetto Molo Trapezoidale, un intervento di rigenerazione urbana inserito nel piano industriale da €1 miliardo varato nel 2018. Uno spazio rigenerato che si sviluppa su 45.000 metri quadrati di superficie, con 3 ristoranti a bordo acqua, 14 approdi per mega yacht e un convention center con al piano superiore un teatro all'aperto che può ospitare spettacoli fino a 300 invitati. Nel pomeriggio sarà inaugurato alla presenza del presidente Sergio Mattarella e del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, un'opera voluta fortemente dal presidente dell'autorità portuale della Sicilia occidentale. Il nostro obiettivo era proprio questo, rompere quella conflittualità che ho trovato, che era nelle carte, negli incartamenti con il ricorso al TAR verso il piano regolatore del nostro porto da parte del Comune, e che era anche visiva perché oggettivamente si capiva che c'era una barriera, che il porto rappresentava un enclave. Ricordiamoci che in questo luogo c'erano 200.000 metri cubi di strutture fatiscenti, 2 gru altri 54 metri mai utilizzate e pagate 80 miliardi negli anni 70, c'erano 4 scaricatori, 29 silos d'acciaio, semirimorchi dappertutto, barche tirate a secco con sottotavoli dove le persone a proprio rischio e pericolo magari mangiavano o godevano di buon cibo. E oggi questo spazio rigenerato si presenta così, un salotto che potrà essere frequentato dai cittadini. Cosa può dare a Palermo appunto questo molo? Può dare tutto, può raccontare innanzitutto che le cose si possono fare, può raccontare, può far comprendere che in luoghi come questi ci lavoreranno circa 1000 persone, può raccontare che l'economia reale è possibile creare e che si deve vivere in questa terra con la creazione di economia reale e non con l'assistenza. Nel pomeriggio il taglio del nastro con Mattarella e Salvini. Lo avete sentito dal servizio, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Palermo, dove è giunto in mattinata per inaugurare il porto. State vedendo appunto le immagini dell'arrivo del Presidente proprio a Palermo. Lo staff del Quirinale però ha smentito l'indiscrezione circolata in mattinata circa un'eventuale visita privata nel rione Ballarò, dopo l'invito rivolto da associazioni e residenti riuniti nel comitato SOS Ballarò. Adesso ci occupiamo di violenza sulle donne, ce ne occupiamo per dare voce alle storie drammatiche di chi ha la forza di denunciare e salvarsi. A Catania i carabinieri di Piazza Dante lanciano un appello: non abbiate timori, rivolto alle donne, sarete tutelate. Giusy Lazzara. Mia o di nessun altro, mesi di persecuzioni, pedinamenti e telefonate a tutte le ore. Questo il lungo incubo di una donna di Catania che è riuscita a sfuggire alla furia del suo ex. Un'ossessione violenta con aggressioni, una volta le ha stretto le mani al collo, l'ultima in piena notte, fin dentro casa le minacce. Prendo il coltello e tu e tua madre piangerete. Vi brucio e vi ammazzo, non ho nulla da perdere. E il terrore era diventato insopportabile. La donna è andata a denunciare ai carabinieri della compagnia di Piazza Dante. Mi ha colpito una serie di violenze psicologiche oltre a quelle fisiche, violenze che
aumentavano progressivamente con il passare dei giorni e che hanno poi suscitato nella donna la consapevolezza di dover denunciare. L'autore, che poi è stato rintracciato dopo alcuni giorni di serrate ricerche, è sottoposto al provvedimento cautelare presso il carcere di Catania. Difficile denunciare per tante donne che preferiscono, pur di mantenere unita la famiglia e tutelare i figli, andare avanti nonostante la sofferenza. In Sicilia nei primi 6 mesi di quest'anno sono già 7 le vittime uccise. La maggior parte dei femminicidi viene commessa nell'ambito dei nuclei familiari, quindi in un contesto affettivo. Questo è il dato più importante, il dato che ci fa capire che questi reati maturano in un contesto di tipo familiare e che è lì che si devono cogliere i segnali spia. Un fenomeno trasversale che coinvolge sempre più giovani. L'appello è quello di vincere la ritrosia nel denunciare, quello di affidarsi all'Arma dei Carabinieri per avviare questo percorso, un percorso che poi potrà portare alla riconquista di diritti che sono stati negati per troppo tempo. È un percorso che allo stesso tempo permetterà di assicurare la giustizia irresponsabile e che darà dignità alla donna che ha subito violenza, vessazioni. Adesso restiamo a Catania perché a Catania è emergenza casa, numeri da profondo rosso con 562 sfratti nel 2022. I sindacati sollecitano un tavolo permanente in prefettura, ma servirebbe un censimento del patrimonio immobiliare del comune che da solo però non può fronteggiare l'emergenza. Ce ne parla Tonino De Mana. Era nell'aria da tempo, ora l'emergenza sfratti a Catania è esplosa in tutta la sua drammaticità, con numeri da profondo rosso, 2026 richieste di esecuzione e 562 sfratti eseguiti nel 2022, più 263%. Una bomba sociale che non si è arrivati in tempo a disinnescare, ma sono tanti e molteplici le problematiche che da tempo denuncia il Sunia. Purtroppo i numeri che sono stati pubblicati dal Ministero nei giorni scorsi lo hanno solo confermato. Gli sfratti a Catania si sono moltiplicati, precisamente triplicati, più del 300%, e sono la conseguenza ovviamente di molte famiglie che si trovano con lavoro precario, del fatto che purtroppo il governo nazionale per il 2023 ha soppresso, eliminato del tutto il contributo sostegno affitto per gli inquilini col contratto di locazione registrato e il contributo a favore degli inquilini morosi per recuperare lo sfratto e quindi rimanere nella casa. Come se ne può uscire? Ma ci vorrebbe intanto una risposta da parte dell'edilizia pubblica e dell'edilizia sociale, che è mancata negli ultimi anni. Che ruolo può giocare il Comune di Catania? È lasciato solo, potrebbe intervenire per esempio con i fondi della Comunità Europea, potrebbe mettere in campo delle riqualificazioni di edifici esistenti. Ci sono tante incompiute a Catania, ad esempio le 2 torri a Librino che potrebbero permettere a 144 famiglie di risolvere il loro disagio abitativo. Sunia, CGL, Sicet, CISL hanno incontrato l'assessore comunale ai servizi sociali Bruno Brucchieri. Presto sarà convocato un tavolo in prefettura per fronteggiare l'emergenza abitativa, ma per risolverla servirà anche un censimento del patrimonio immobiliare del comune di Catania. A Catania si sono conclusi i lavori di riqualificazione in piazza Sciascia sul lungomare, consegnata stamattina alla città alla presenza del sindaco Enrico Trantino e dell'assessore allo sport e alle politiche comunitarie Sergio Parisi. Gli interventi, state vedendo le immagini, sono stati realizzati grazie ai fondi dell'Unione Europea e hanno permesso di allargare le aree di verde pubblico, l'impianto di illuminazione a LED e l'installazione di colonnine per la ricarica dei mezzi elettrici leggeri. Sono state inoltre installate attrezzature sportive per gli adulti e ludiche per i bambini. I lavori di riqualificazione hanno permesso di abbattere anche alcune barriere fisiche che erano presenti sul posto. Adesso parliamo di giovani senza casa e senza futuro. Sit-in in via Etnea a Catania per manifestare insieme sindacati e studenti che lamentano pochi alloggi per gli universitari e contratti spesso in nero con abitazioni fatiscenti. Il servizio.
In tempi non sospetti, a luglio, CGIL e Sunia avevano organizzato una conferenza stampa sull'emergenza alloggi per gli studenti fuori sede di Catania. A distanza di 3 mesi nulla è cambiato, del resto un problema che si trascina da decenni non poteva certo risolversi in così poco tempo. Quasi 2.700 richieste, 2.731 per l'esattezza, a fronte di 680 posti, peraltro già assegnati. Sono tempi duri per gli studenti universitari, costretti a fare la spola tra la casa dei genitori e l'Ateneo, oppure a sborsare cifre fuori budget e fuori controllo per trovare un monolocale o addirittura una stanza. Ho naturalmente cercato casa a Catania per poter esercitare il mio diritto allo studio, ma molto spesso gli edifici e le case che ho trovato sono edifici fatiscenti, vecchi, i cui costi superano i costi che normalmente vengono proposti agli studenti, e molto spesso siamo obbligati anche a condividere le stanze con altri inquilini, e molti di questi contratti di queste case sono in nero. Studenti e sindacati chiedono da tempo un confronto con Ateneo, Ersu e Comune di Catania. A rispondere è stato soltanto il rettore. Non abbiamo dato seguito all'incontro semplicemente per il fatto che noi riteniamo indispensabile parlare con tutti i soggetti insieme e contemporaneamente, cioè l'Ersu, il Comune di Catania e anche la rappresentanza della Regione Sicilia, che ha un ruolo importante in questa vicenda. E poi c'è anche un sottobosco di questi ragazzi che vanno in alloggi a volte in nero, a volte anche poco accoglienti. Ma questo riguarda il mercato del lavoro delle locazioni di Catania, che è un mercato abbastanza irregolare, quindi è logico che i ragazzi cercano di accontentarsi. In mattinata sit-in in via Etnea si chiede a gran voce l'aumento dei posti letto e la realizzazione di residenze universitarie, magari accedendo ai fondi del PNRR. Adesso parliamo di lavoro, perché la SIBEC ha illustrato il rapporto socio-economico dell'azienda che da anni investe in Sicilia. Oggi se ne è discusso con i rappresentanti istituzionali e imprenditoriali. Sono state lanciate nuove sfide. Il servizio di Simona Mazzone. Valiamo tanto sul territorio, valiamo un 0,06 del PIL della Sicilia, ribaltiamo di redditività sul territorio 36 milioni e creiamo 1090 posti di lavoro tra diretto e indiretto e tocchiamo più di 2200 famiglie. Numeri importanti dettati dall'ambizione di SIBEG, che da oltre 60 anni si confronta giornalmente con il territorio, mettendo in campo nuove sfide che consentono all'azienda di crescere sia a livello occupazionale che produttivo. E nel corso di un dibattito in sede che si sono confrontati i rappresentanti delle istituzioni e delle imprese sull'indotto che deriva dalla presenza di una realtà come questa, guidata dagli anni 70 dalla famiglia Busi sull'isola. È una sfida che noi abbiamo saputo cogliere nel 1975 e tutti questi anni, decenni ormai, ci hanno solo premiato, perché il territorio è un territorio talmente valido, talmente importante e merita un grande sviluppo, e noi ci proviamo. Un'impresa italiana che esprime la grande duttilità del nostro sistema imprenditoriale e che risponde con la tradizione dei territori alla domanda globalizzata, l'ha definita il ministro del Made in Italy Adolfo Urso, mentre in apertura dei lavori il sindaco trantino ha parlato dell'importanza di valorizzare la zona industriale, dove è presente l'azienda in vista di un progetto da realizzare. Intanto la SIBEG, che produce in bottiglie e distribuisce la Coca-Cola per i suoi obiettivi green, ha stabilito investimenti mirati. Un piano ben dettagliato di investimenti sulla nostra transizione ecologica. Noi saremo la prima azienda in Sicilia a raggiungere zero emissioni entro il 2030. Già in molti campi l'azienda ha adottato una politica di sostenibilità, utilizzando ad esempio il 100% di plastica riciclata per imballaggi e confezioni. La chiesa del Collegio dei Gesuiti di Siracusa sarà uno dei siti aperti per le giornate del FAI d'autunno, chiusa da 40 anni. Siamo entrati in anteprima con le nostre telecamere alla scoperta del più grande edificio barocco della città aretusea. Ce ne parla Francesco Aloi. Il portone si apre solo per noi, così scopriamo la chiesa del Collegio dei Gesuiti, chiusa da decenni. È il più grande edificio barocco di Siracusa, siamo nel cuore di Ortigia. È chiusa da 40 anni, quando gli ultimi gesuiti andarono via negli anni 80. Rispecchia il vero barocco, il barocco romano del 600, la chiesa nasce nei primi del 600, ovviamente subisce i danni del terremoto del 1693, viene ricostruita. Il Collegio dei Gesuiti risale al XVI secolo, con la chiesa che fu costruita a partire dal luglio 1635. Fino al Settecento fu l'unico centro di formazione della città.
è tra i complessi barocchi più grandi della Sicilia. Camminando tra le navate, alcune statue attirano la nostra attenzione. Questa raffigura Sant'Ignazio e del Marabitti. I capitelli decorati tipici del barocco, ma anche i marmi policromi, tutto ha un significato. Gli altari sono ricchi di simbologia e ogni altare racconta una storia, come per esempio l'altare di San Francesco Saverio, dove è rappresentato un granchio che porge un crocifisso appunto a San Francesco Saverio. Si racconta che arrivando alle isole Molucche una tempesta mentre erano in mare li coinvolse, lui si piegò per poggiare sul mare il crocifisso, ma le onde glielo portarono via dalle mani. Arrivata in spiaggia e calmata la tempesta, un granchio restituì il crocifisso a San Francesco Saverio. Tornando alla facciata esterna, non è mai stata completata. L'imponenza dell'edificio comunque è molto evidente. E l'idea era anche dei gesuiti quella di comprare l'intero quartiere di fronte alla chiesa per fare un'enorme piazza. Non riuscirono anche in questo loro progetto e rimase in sospeso così. Questo fine settimana sarà accessibile a tutti, un'opportunità che dà il fai per le giornate d'autunno. La speranza però è che possa tornare fruibile sempre. Beh, allora l'invito che vi rivolgiamo è andate a visitare questi ed altri beni culturali presenti in tutta la nostra Sicilia. Noi ci fermiamo per una piccola pausa, poi il calcio. Bentrovati nella seconda parte del nostro TG Sicilia. Parliamo di calcio. Catania in partenza per la Campania nel pomeriggio dopo l'ultimo allenamento in sede e la conferenza stampa pre-gara dell'allenatore Tabbiani. Domenica la sfida alla capolista del girone, la Juve Stabia. Ce ne parla Francesco Triolo. Il programma di partenza non è cambiato nonostante lo slittamento della partita contro la Juve Stabia domenica, ma adeguato. Il Catania così effettuerà la seduta di rifinitura direttamente in Campania. A Castellammare di Stabia i rossazzurri si giocano una bella fetta di fiducia perché il pareggio contro il Latina ha fatto masticare amaro qualcuno. Contro la capolista sarà una partita complicata, difficile perché l'avversario attraversa un periodo di particolare entusiasmo. Costruita per centrare la salvezza, la squadra allenata da Guido Pagliuca invece si ritrova prima in classifica e neanche il pareggio ottenuto a Brindisi sembra aver scalfito l'euforia in casa delle Vespe, e questo lo sa bene il tecnico rossazzurro Tabbiani. Partita difficile, si diceva, anche perché il Catania dovrà affrontarla senza i suoi tifosi. La trasferta infatti è stata vietata ai residenti nella provincia etnea. La Juve Stabia ci arriva con 2 squalificati, soprattutto l'attaccante Federico Romeo fermato per 3 turni, oltre l'esterno classe 2005 Pasquale Marranzino. Pagliuca ha manifestato un cauto ottimismo circa le condizioni di Leone e Piovanelli, entrambi con buone chance di recupero. A proposito di recuperare giocatori, Tabbiani in casa Catania spera di avere a disposizione anche De Luca e Rizzo soprattutto, da inserire nella lista dei convocati che sarà ufficializzata domani dopo la rifinitura. 2 pedine in più per affrontare una gara che potrebbe avere bisogno di tutti. Il telegiornale finisce qui, questa è l'ultima notizia. Vi ricordiamo che l'informazione su Antenna Sicilia ritornerà questa sera alle 20. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata a tutti.